Ultima chiamata dalle associazioni del territorio alla politica per il decreto banche, tra poco al voto in Senato. Se non verranno mantenute le promesse, i risparmiatori colpiti dal crack di Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza sono pronti a campeggiare a Roma finché non verranno accolte le loro richieste. Patrizio Miatello dell'associazione Zelino Terzo da Onara. Noi gli impegni che ha preso la Camera e il Governo li pretendiamo da settembre, perché noi diamo anche delle soluzioni, perché è vero che ci sono centinaia e migliaia di risparmiatori che sono stati truffati, ma è anche vero che c'è qualcuno che se li ha portati via i soldi e noi abbiamo le prove, quindi non serve aspettare tanto tempo. Da settembre noi chiediamo gli impegni e li pretendiamo da settembre. Ora abbiamo chiesto, perché non c'era tempo, perché era scaduto il tempo. Da settembre noi siamo qua in 5.000 con le tende e li pretendiamo i soldi dalla politica. Il decreto anche in Senato verrà approvato probabilmente con la fiducia alla senatrice Laura Bottici del Movimento 5 Stelle. Si parlava di numeri a rischio, no, anche perché anche una parte dell'opposizione ogni tanto scappa e quindi dà sostegno indiretto alla maggioranza e così accadrà anche con questo decreto. La lotta non finisce qua, cioè nel senso è un'altra battaglia che in qualche modo hanno vinto quelle loro, ma noi continueremo a portare la voce di tutti, ma battendo con le unghie. Il PD ha promesso ordini del giorno a favore dei risparmiatori, il senatore democratico Giorgio Santini. E quindi innanzitutto il tema che i risparmiatori, in particolare i risparmiatori oggetto di modalità di raggiro quando hanno dovuto acquistare le azioni, insomma quelle forme che sappiamo sono state purtroppo abusate anche dalle banche nei confronti dei risparmiatori. Ecco, questa parte dei risparmiatori bisogna assolutamente che in un altro provvedimento però venga istituito un fondo che soprattutto nei casi di maggior disagio sociale, che sono purtroppo molto frequenti, si trovi una soluzione e si dia quindi anche una forma di ristoro nei limiti che sarà possibile. Poi abbiamo presentato degli ordini del giorno che riguardano il mantenimento delle linee di credito al sistema economico produttivo, perché molte piccole aziende, molte attività, anche aziende individuali che avevano linee di credito devono avere la garanzia che queste vengono mantenute, così come bisogna evitare che ci siano azioni di revocatorie, perché la liquidazione coatta amministrativa è uno strumento che può permettere anche azioni di revocatoria nei periodi precedenti rispetto per esempio a chi ha avuto quella transazione, sono quelle poche risorse frutto della transazione, sono stati il 70% dei risparmiatori, quindi sono tante persone, e soprattutto che questa parte di piccolo ristoro non venga tassata anche dal punto di vista come reddito, quindi sottoponibile a IRPEF. E poi infine c'è il grande tema, insomma, che non dipende da noi, dalla politica, però il grande tema è che la magistratura deve fare fino in fondo il suo corso. Sono stati consumati in questa vicenda, tristissima vicenda delle due banche venete, una quantità enorme secondo me di abusi, di illegalità da parte di chi ha amministrato queste aziende. Bisogna accertarle, bisogna perseguirle, bisogna evitare che vadano in prescrizione, che vadano in forme, diciamo, di accantonamento senza soluzione, e questo ovviamente va fatto dalla magistratura. Quello che noi possiamo fare, che stiamo sollecitando già da tempo, è che la magistratura, in particolare nelle due realtà territoriali, abbia i mezzi, abbia anche il personale, abbia le risorse, diciamo, per poter affrontare come si conviene, come è necessario questi procedimenti, senza lasciar passare il tempo, perché poi il tempo trascina con sé la prescrizione in questi casi è anche abbastanza vicina. Ultimo punto, proprio ultimo, che è meno importante dal punto di vista materiale, ma è importante dal punto di vista anche simbolico, il tema di alcune, chiamiamole così, rilevanti situazioni, in particolare per esempio pensiamo al Palazzo Thiene della Banca Popolare Vicentina, dove sono presenti moltissime opere d'arte, anche di grande valore, che sono stati in questi anni
comunque fruibili dalla cittadinanza, che danno un valore anche alla nostra realtà culturale e anche turistica. Ecco, noi chiediamo, insomma, con un ordine del giorno specifico che ho presentato io, che questo palazzo rimanga poi nelle forme in cui si riuscirà, nel circuito pubblico, quindi nella proprietà o dello Stato o del Comune, o comunque nella fruizione del pubblico, e rimanga nel territorio vicentino, nel territorio veneto, non venga utilizzato, come spesso capita, come un bene che poi fa mercato e quindi magari si porta anche da un'altra parte. Quindi questo è, diciamo, anche un rispetto del territorio, della tradizione culturale e di cosa ha significato, perché quel palazzo è il frutto anche di tanti risparmiatori che hanno costruito la fortuna di quella banca e purtroppo sono stati ripagati con una moneta molto molto amara. Grazie.